Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Ben ritrovati, nuovo appuntamento con Segnalibro. Cominciamo raccontandovi della realtà multiforme che si muove attorno ai libri. È il caso di una biblioteca particolare a Pistoia, punto di riferimento per le famiglie, per la città, e motore di cultura, motore di lavoro. Pensate a ben 22 dipendenti. Come riesce in questa avventura? Vediamolo insieme. 10 anni di attività, 9.000 metri quadrati di estensione sviluppati su 3 piani, un grandissimo investimento economico. A Pistoia c'è una biblioteca pop a portata di cittadino, dove la quotidianità è occasione di cultura, con una incredibile partecipazione attiva dei cittadini. È la biblioteca San Giorgio, per i giovani, i bambini, le famiglie, insomma la biblioteca di tutti. Ma non solo luogo di lettura e di studio, perché qui si tengono oltre 200 corsi all'anno, che spaziano dalla falegnameria allo shiatsu, dall'uncinetto alla psicologia. 2 sale cinematografiche, una sala tecnologica con stampanti 3D e materiale high-tech. Disponibile anche 2 cyclette per chi vuole tenersi in allenamento mentre legge il giornale e un percorso guidato per i non vedenti. Durante l'estate in prestito anche ventagli, mentre per gli sbadati all'accoglienza si possono ritirare degli occhiali da presbite. La direttrice delle biblioteche di Pistoia, Maria Stella Rasetti. È un luogo molto amato dai pistoiesi, un luogo dove le persone si ritrovano anche per trascorrere del tempo libero, per curiosare, per visitare le mostre, per fare tutto quello di cui hanno piacere nella nostra città. È forse il luogo in assoluto il più visitato nella nostra città di Pistoia. 35.000 iscritti, 250.000 volumi, 200.000 prestiti l'anno, 22 impiegati, ogni giorno 1.500 visitatori. Sicuramente una delle biblioteche più all'avanguardia d'Italia, in questa città scelta come capitale della cultura 2017. Aperta tutti i giorni dalle 9 alle 19, c'è anche un bar, uno dei più frequentati della città, e un dog caffè riservato agli amici a 4 zampe. 2 volte a settimana si gioca anche a scacchi e ogni quadrimestre sono in calendario più di 600 eventi. La Biblioteca San Giorgio rappresenta una novità sul fronte dell'offerta culturale perché ha fortemente innovato rispetto alle tradizionali pratiche bibliotecarie. È uno spazio sociale a tutti gli effetti, uno spazio quindi dove non solo si studia, si fa ricerca, si approfondiscono le tematiche studiate a scuola per esempio, ma si fanno tante altre cose. La settimana che si è chiusa è stata la settimana dedicata al Salone Internazionale del Libro di Torino, dove abbiamo incontrato 2 scrittori importanti, voce della Calabria. Il primo è Mimmo Gangemi, con lui abbiamo parlato del suo ultimo lavoro, Un marzo per gli agnelli, e di questa visione noir, per lui nuova, della Calabria. Credo che sia il libro più crudo che io abbia mai scritto. Evidentemente la mia sensibilità di quel momento lasciava un po' a desiderare. È un pugno nello stomaco, un romanzo su una vicenda di Calabria molto triste, con personaggi tutti negativi, senza speranza e senza redenzione, l'intreccio fra una vicenda di una tragedia familiare con un fatto delittuoso, e da noi nel delitto c'è sempre l''ndrangheta, per cui mi è venuta questa storia di un'angolazione particolarmente buia della Calabria. Non è la Calabria, ma anche queste angolazioni particolarmente tristi, ahimè, ci appartengono, ed è forse giusto raccontarle, perché guardarci nello specchio anche nel nostro degrado è una spinta a ricostruirci migliori. Spero che sia un libro che dia qualche cosa con il pensiero di come una sparuta minoranza di delinquenti ha ridotto tutta la terra. Ma è vero che questi libri funzionano di più sul mercato editoriale, questa idea di Calabria?
c'è la morbosità del lettore, c'è il pregiudizio sparso a piene mani sulla Calabria e che è alimentato anche da un autorazzismo interno. Si blatera tanto di 'ndrangheta, viene raccontata la Calabria molto oltre i suoi demeriti e la 'ndrangheta quindi è diventato un argomento di moda e nel noir questo conta, ma io devo dire che non l'ho scritto per questi intenti, devo anche a mia giustificazione dico che ho scritto delle pagine gloriose della Calabria quando ho raccontato storie di riscatto sociale e di emancipazione. Stavolta mi è scappata la storia noir, molto scura, molto nera, che c'è pure essa nelle corde della nostra terra. E ancora Gioachino Criaco, la voce di Africo, molto noto per uno dei suoi libri soprattutto, che è Anime Nere, un autore che dalla Calabria è arrivato negli Stati Uniti, ci racconta la sua avventura. Ho iniziato a scrivere da pochi anni che non avrei mai pensato di scrivere, non era una cosa che stava nei miei progetti, nei miei sogni. Lavoravo a Milano in uno studio legale, a un certo punto della mia vita ho sentito il bisogno di ritornare nella mia terra, quindi ho lasciato Milano, sono tornato in Aspromonte, ci ho vissuto un bel po' e da quell'esperienza è nato Anime Nere, che forse è un regalo dell'Aspromonte, della montagna, di quel mondo, quindi un regalo che mi è stato dato e io ho cercato di restituirlo, quindi tutto per caso è nato. Nel libro si parla di una 'ndrangheta che è moderna ma mantiene radici e riti, è ancora così? No, penso che anche il mondo criminale sia cambiato. Io ho cercato di raccontare un mondo che è passato, che non rappresentava la Calabria intera, ma un frammento di Calabria. Siccome in tanti si erano cimentati a raccontare storie nere calabresi, io essendo nato ad Africa, essendo nato in Aspromonte e conoscendo molti dei protagonisti negativi di quel periodo, mi sono fatto raccontare una storia che è brutta, è bella, è sporca, è una storia che è vera, quindi si esce dallo stereotipo e si incontra il male per come è veramente, senza nudo, senza nessuna ipocrisia, e questo è un fatto spiazzante perché scopriamo comunque che oltre il cattivo c'è comunque sempre un essere umano, no? E c'è qualcosa che non è un male genetico, c'è qualcosa che a un certo punto si è scatenato, e a me interessava scoprire le ragioni del male, non perché il male abbia ragione, ma perché il male ha delle cause scatenanti e tutti avremmo o potremmo essere delle anime nere. E ancora, dal Salone Internazionale del Libro di Torino, tantissimi nomi importanti. Noi abbiamo deciso di puntare su Zero Calcare perché ci è sembrato quello più vicino al mondo dei giovani. Tra l'altro il suo ultimo lavoro si sofferma sul mondo del lavoro cambiato, sulla difficoltà di ritrovarsi. Siamo qua in realtà per parlare appunto della parte 2 del tuo lavoro che si intitola Macerie Prime. Questa è la parte 2. Questa era la parte 1 che è uscita 6 mesi fa. Tra l'altro quello del disegnatore, lo dicono tutti i tuoi colleghi, è un lavoro devastante, nel senso che abbiamo appena pubblicato... Ti confesso che io ho lavorato in un aeroporto ed è più devastante che non fare il disegnatore, ma penso che pure uno che lavora in ufficio è più devastante fare il disegnatore. Io poi volevo mettere i timbri alle poste, ragazzi, nel senso che il mio sogno era fare una cosa in cui mettevo i timbri, nessuno mi chiedeva niente, facevo una roba che non mi richiedeva nessuna prestazione ogni volta e poi staccavo il cervello e andavo a fare altro, quindi figurati, nel senso che io me lo vivo proprio come un lavoro, pure lontanissimo dal mio carattere in realtà. Se entri nell'ottica del fatto che è un lavoro,
purtroppo di gente che lavora sempre, tanto più adesso con chi lavora da casa, chi fa il grafico, chi fa mille di queste cose, che non c'ha più non è che timbra il cartellino, non c'ha più un momento di separazione tra vita privata e lavoro, eccetera. In realtà c'è un sacco di gente che fa una vita di merda in questi termini e non guadagna 4.000 euro al mese. Quindi in realtà io questa cosa cerco sempre di ridimensionarla, perché io mi posso lamentare sulla vita mia, eccetera, però se poi perdiamo un po' la brocca di quello che ci sta intorno diventa, non lo so, strana come discorso. Il lavoro comunque è proprio il centro di questi 2 volumi, no? C'è molta rabbia in giro, no? Anche alcuni dei tuoi protagonisti la provano. C'è stato un lavoro super pensato e certosino per distruggere qualsiasi senso di appartenenza di qualsiasi tipo, soprattutto nel mondo del lavoro, nel senso c'è lo smantellamento della contrattazione collettiva, il fatto che ognuno si deve risolvere i cazzi suoi da solo, ognuno viene assunto con delle condizioni che riguardano soltanto lui, che si deve contrattare e gestire da solo, eccetera. Cioè di fatto quella roba là ti rende impossibile, cioè ti hanno messo comunque in competizione con quello accanto a te, con quello sotto di te, e quindi c'è pure la roba delle manifestazioni, pure cioè, le forme di organizzazione politica che ci stavano prima, secondo me non funzionano più bene adesso, perché non c'è più la percezione di essere parte di qualcosa, di un insieme, ma pensi sempre di essere da solo e devi svoltare da solo per non affondare da solo. Come ogni settimana l'appuntamento atteso con la classifica dei libri più venduti. 10ª posizione questa settimana per Antonio Manzini, con Ogni riferimento è puramente casuale, Sellerio editore. È il mondo della comunicazione quello che più interessa e diverte Manzini, con i suoi miti, le sue prigioni, gli immancabili riti. Anche il sesso finisce per farne parte, come un ingrediente indispensabile con cui condire il successo. Scivola al 9° posto Le parole di Sara di Maurizio De Giovanni. 2 donne si parlano con gli occhi, conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Una storia vincente nello stile di De Giovanni. 8° posto per I tempi nuovi di Alessandro Robecchi, edito da Sellerio. Un bravo ragazzo, i lavoretti per raggranellare i soldi per un viaggio di piacere. Viene trovato morto dentro la sua utilitaria, le mani legate al volante. Del caso si occupano i sovrintendenti Ghezzi e Carella ed è un'indagine dove gli indizi, anziché mancare, sembrano troppi. Conquista 2 posizioni e si colloca al 7° posto questa settimana Massimo Recalcati con Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore, edito da Feltrinelli. Siamo sicuri che una buona relazione amorosa sia quella che si fonda sull'immedesimazione empatica? E se l'empatia fosse solo una parola d'ordine dei terapeuti di coppia per scongiurare l'alterità irriducibile dell'altro? Si domanda questo Massimo Recalcati in Mantieni il bacio, lezioni brevi sull'amore. Resta saldo al 6° posto Haruki Murakami con L'assassinio del commendatore, libro secondo, edito da Einaudi. Una dimora sperduta ma non del tutto isolata, un grande artista e tanta suspense in un libro dall'intreccio fitto. Perde una posizione e si colloca al 5° posto Andrea Camilleri con Chilometro 123, pubblicato da Mondadori. Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Esther, a non rispondere è Giulio, finito in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. Non è una commedia rosa, il colore di questa storia è decisamente un altro. 4° posto per Daniele Di Benedetti con Ricordati di sorridere, edito da Mondadori. Il protagonista è Daniele, 30 anni, che ha sviluppato un legame unico con la sua community di centinaia di migliaia di persone che lo seguono sui social e nei suoi eventi live. La felicità, è la tesi del libro, è già dentro di noi, è nelle piccole cose, nella nostra capacità di individuare e concentrarci sul bello della nostra vita, nel
sentirci più ricchi interiormente. Terza posizione per Valerio Mazzei e Sespo con #Valespo, edito da Mondadori. Narra dell'amicizia tra Valerio e Sespo e Edoardo Esposito, un libro scritto a 4 mani in cui i due ragazzi raccontano le loro vite, il modo in cui YouTube ha cambiato le loro esistenze e molto altro ancora. Parole accompagnate da foto inedite. New entry che conquista subito il secondo posto è Stefania Auci con I Leoni di Sicilia, la saga dei Florio. Dal momento in cui sbarcano a Palermo da Bagnara Calabra nel 1799, i Florio guardano avanti, irrequieti e ambiziosi, decisi ad arrivare più in alto di tutti, ad essere i più ricchi, i più potenti. E ci riescono. In breve tempo i fratelli Paolo e Ignazio rendono la loro bottega di spezie la migliore della città. Un romanzo che coniuga storia e letteratura. Conquista il podio Robert Galbraith con Bianco Letale, edito da Salani. Si tratta del quarto romanzo della serie, incentrato sulla figura dell'investigatore privato Cormoran Strike. Un'indagine complicata, un thriller mozzafiato. Infine c'è lo spazio per l'audiolibro che è sempre letto da voci che con professionalità fanno vivere i personaggi. Cinderella is a pretty girl. She's got blue eyes and blonde curly hair. She's always happy. She likes singing and playing with her pet cat and the mice in the kitchen. She lives in a big house with her 2 sisters. Her sisters are very ugly. They've got big noses and big ugly feet. They don't like Cinderella, and she has to do all the work in the house. They throw their clothes on the floor. "Pick up our clothes," they say. They shout at Cinderella. "Clean the kitchen. Wash the clothes. Cook the dinner." One day, Cinderella is in the kitchen. She's washing the plates. The sun is shining and Cinderella is happy. She's looking out of the window and singing with the birds. Blackie, her cat, is playing with his friends, the little mice. Goldie is Cinderella's goldfish. He's swimming in his bowl and listening to the birds singing. "Cinderella! Cinderella!" say her sisters. "Come here, quickly!" Cinderella runs upstairs into the living room. "Here I am," she says. "Look at this! We've got an invitation from the king. An invitation to the ball at the palace." "An invitation to the ball?" says Cinderella. "That's wonderful." "Yes," say the sisters. "We can wear beautiful dresses and we can dance with Prince Charming." "Can I come to the ball?" says Cinderella. "You?" say the sisters. "Come to the ball? No, you can't come to the ball. You haven't got a dress." On the day of the ball, Cinderella is very busy. The ugly sisters want Cinderella to do everything. "Cinderella, come here and help me with my dress." "Cinderella, come here and help me with my hair." "Cinderella, go and find my blue shoes."
Cinderella, go and find my yellow bag. Cinderella, where's my necklace? Cinderella, where's my ring? Cinderella! 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 Quickly! 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 It's time to go! Don't cry, Cinderella, says Blackie. È tutto, grazie per essere stati con noi, grazie a Luca Chito in regia, vi auguriamo un buon proseguimento.